Buonasera, allora un commento sulla vittoria, una vittoria che si sapeva sarebbe arrivata quasi sul filo di lana perché evidentemente correre contro l'attuale sindaco non è mai facile. Chi devo ringraziare? Devo ringraziare intanto il gruppo Progetto Feletto che pur nel poco tempo che avevamo a disposizione ha fatto veramente i miracoli perché siamo riusciti a ricostruire una squadra, siamo riusciti a coinvolgere di nuovo i cittadini, che era quello difficile dopo 5 anni un po' così di mancanza da questo punto di vista. Una squadra di candidati consiglieri che ha tirato dall'inizio alla fine, che si sono impegnati, insomma il risultato, l'unione fa la forza e oggi abbiamo dimostrato insomma, che quando si lavora assieme effettivamente i risultati riusciamo a ottenerli. Oggi ci saranno i festeggiamenti, da domani come si parte? Da domani si parte rimboccandoci le maniche, ovviamente cominceremo a ragionare su quelle che saranno la composizione della giunta e ovviamente valuteremo le preferenze, faremo tutta una serie di valutazioni per capire come meglio comporre la giunta e le eventuali deleghe da assegnare ai consiglieri. Inizieremo portando avanti quelle che sono le opere che sono già in cantiere e pronte a partire, per cui ci tireremo su subito le maniche e partiremo perché i cittadini giustamente hanno bisogno di risposte dopo la campagna elettorale, come è giusto che sia. Si aspettava questa vittoria, l'aveva data per certa o c'era un po' di incertezza? Guardi, noi abbiamo fatto un ragionamento appunto sul fatto che probabilmente saremmo andati a punto su punto evidentemente perché comunque era una competizione incerta. L'alternativa era che una delle due parti piazzasse dei numeri importanti. Si è confermato il fatto che le due compagini probabilmente erano di buon livello e fortunatamente l'abbiamo spuntata noi grazie all'aiuto appunto del nostro gruppo Progetto Feletto che è la vera marcia in più che ci permette di amministrare questo comune ormai da 20 anni.